Va ora in onda la rassegna stampa. Ah, guarda, il mio più grande dilemma è stato che ieri sera non sono riuscito a vedere Franco Battiato. C'era questo sceneggiato sul grandissimo Battiato. Cioè, ho visto la prima mezz'ora, poi mi sono addormentato perché aveva dei tempi, dei ritmi effettivamente da notte. Di solito queste cose li trasmettono alle 11, a mezzanotte, cioè, l'hanno trasmesso poco prima delle 10 di sera, è effettivamente il momento in cui se non c'è qualcosa di più che ritmato, che ne so, un Sanremo ad esempio. Cosa, scusate, mi sta suonando il telefono, cos'è questo? Oh mamma, oh madonna, oh madonna. Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare. Cioè ragazzi, a me, io giuro, non ho fatto niente. Sì, no, mo me lo segno proprio. Cioè, voglio sapere chi mi ha infilato nella suoneria del telefonino sta roba qua, ragazzi. Cioè, ormai ce lo dobbiamo sentire in tutte le salse. C'è niente da fare. Ci sono già i balletti su Instagram dei preti, delle suore persino. Era già tutto previsto. Dovevamo inchinarci alla cultura napoletana. Ve lo dice il secessionista fallito Sammy Varin, insomma, capite che però bisogna anche decidere. Allora, meglio Sal da Vinci o Mahmood? Bel dilemma questo delle 7:32 del lunedì di guerra, un'altra guerra in più. È finito Sanremo, non sono ancora cominciate le Paralimpiadi, non ci abbiamo cazzo da fare, insomma, e vai che scoppia un'altra guerra. Qual è questa? Prima, seconda, terza, quarta? Ho perso il conto veramente. Santa pazienza. Comunque i dilemmi sono molti. Dal punto di vista musicale non posso che dire che l'avevo detto quanto? 6 mesi fa che avrebbe vinto Sal da Vinci Sanremo? Non mi smentite perché non lo potete fare. Andate indietro, cercatevi qualche vecchia trasmissione di Sammy Varin. Lo avevo detto da subito, quando mi sono accorto che Canale 5 aveva cominciato a pestare giù pesante. Mediaset lo amava e ho capito tutto. Ho capito, è stato chiaro il concetto. Doveva vincere fin dai tempi. Io me lo ricordo quando facevo, forse ero Kiss Italia in quegli anni, ti parlo dei primi anni 90, e si vedeva come lo spingevano da Napoli di brutto, ma prima di lui ce n'era un altro napoletano che si chiamava e si chiama Gigi D'Alessio, e che doveva passare prima di lui e si lamentava ai tempi, lo intervistavamo, si lamentava, non me passano RTL, non me passano, erano gli anni 90, chiaramente RTL aveva una sua dignità ai tempi e poi alla fine ha dovuto mollare e hai visto cos'è diventato Gigi D'Alessio, ormai lo si vede ovunque. Una volta diventato famoso Gigi D'Alessio, la prossima invasione napoletana doveva essere quella di Sal da Vinci, che dopo decenni comunque di gavetta la chiamiamo noi del nord, ma al sud ha sempre fatto un successo pauroso, si è meritato la vittoria di Sanremo. E diciamocelo che se me Sanremo io e te, e poi una canzone, giustamente un Sanremo cristiano, perché si parla comunque di fedeltà per tutta la vita, hai capito? Cioè quelle cose che sembra quasi che non esistano più, quindi è bello. Il balletto io me lo sto imparando, lo farò davanti a mia moglie questa sera, così mi caccia di casa una volta per tutte. No, secondo me è una cosa alla fine carina. Meglio Sal da Vinci o Mahmood che ci farebbe fare il Ramadan? Cominciamo subito con le offese. Dai, offendete chi dei due volete offendere. Ho fatto così con Roberto Maroni un po' di anni fa e mi aveva tolto l'amicizia su Facebook, pace all'anima sua. 3406709 già alle 7:35 Sammy Varin vi carbura, sì, carburas, carburavi, carburatum, carburare, non esiste questo.
questo sono certo. Potete già scrivermi per dire la vostra, 340 6709 659 per un whatsappino mattutino a Sammy Varino, facendo finta di niente che in realtà è scoppiata un'altra guerra e quindi forse dovremmo essere più seri e compassati, usare il compasso. Da dove partiamo? È inutile che mi suoni la chitarrina, è Roberto Salis, che salutiamo e ringraziamo. Da dove partiamo? Allora, giornali, siti internet della notte, vediamo cos'è successo. Naturalmente non ci sono buone notizie. La guerra si allarga, nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump che dice le operazioni per almeno 4 settimane, ci azzecca sempre Trump, abbiamo visto come dovevano finire tutte le guerre con lui, sto cazzo. La Gianni non trattiamo, Israele attacca Hezbollah, 31 morti a Beirut, questa l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica ci mette un'altra bruttissima notizia. Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano un incidente, 3 morti, distrutta una famiglia. E subito sotto, naturalmente anche qui, il conflitto si allarga, migliaia di libanesi in fuga verso nord dopo la risposta di Israele ai missili di Hezbollah su Haifa, a Beirut almeno 31 morti, fumo da quartiere ambasciata USA in Kuwait. Insomma, abbiamo capito cosa è successo, abbiamo capito che siamo riusciti ad ammazzare un capo iraniano, il capo iraniano, che comunque non è che fosse tanto in salute, insomma, magari gli è venuto anche un colpetto. No, hanno proprio bombardato il bunker che non è riuscito ad arrivarci in questo bunker in tempo. Fatto sta che uno in meno, come direbbe qualcuno, no, comunque questo era una testa calda di quelle che andavano eliminate. È brutto parlare in questo modo, però siamo ormai, e c'ha ragione in questo il Corriere, ti faccio vedere la prima pagina, eccola qua, la guerra si sta allargando, e l'editoriale di Antonio Polito, un mondo furioso. Ve ne leggo qualche riga per farvi capire un attimo qual è il mood di questa mattina. Assistiamo attoniti e impotenti a un'altra guerra, un'altra volta. Il grado di estraneità dell'Europa dal grande gioco che sta cambiando gli equilibri mondiali è testimoniato dalla sorpresa che ha colto il nostro ministro della difesa e il questore di Roma in viaggio a Dubai proprio mentre il conflitto scoppiava. I nostri sentimenti sono divisi. Da un lato c'è l'amara e allarmata constatazione che il mondo è sempre più regolato dalla forza. La guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, praticamente ciò che nella nostra Costituzione ripudiamo. La ricordate? L'Italia ripudia la guerra. La sovranità nazionale è ormai poco più di un simulacro se non è protetta da un'adeguata forza militare. E prosegue l'editoriale di Polito sul Corriere dicendo in poche parole che noi europei, ma noi ce l'abbiamo lo scudo, quello che se arriva al missile e ce lo fanno esplodere, per lo abbiamo lo scudetto, noi abbiamo lo scudetto perché voi boccaloni siete ancora lì a guardare il calcio, come vi capisco veramente. Abbiamo lo scudetto rosso Valle Sputa, anche quello, ve lo ricordate? Santa polenta, dove finiremo? Oh, se avete un pensiero mattutino, io lo aspetto, Inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, Sammy Varin, Radio Libertà, in diretta dalle 7:30 alle 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, e in replica questa sera dalle 20 alle 21 per fare un po' il punto della situazione notizie attraverso i quotidiani del mattino, ma soprattutto, ribadisco e discoriba, attraverso le vostre voci, i vostri messaggi, perché ci chiamiamo, speriamo di andare avanti, a Radio Libertà. Già. Sai che faccio? Giro con voi il quotidiano Corriere, perché è quello che dedica gran parte della sua titolazione proprio a questa guerra, così capiamo il mood
da queste pagine, ma una roba veloce, non voglio annoiarvi su questo argomento che è comunque l'argomento del giorno, anche perché a noi non ci sparano, ma il petrolio si blocca. Sì, aumenteranno la produzione, ma se hanno bloccato lo stretto di Hormuz, e che facciamo nel frattempo? Con cosa facciamo il pieno? Ce la faranno pagare la benzina, e il gas anche. Ancora attacchi, ma Teheran risponde. Trump pronto a parlare con i nuovi leader. Pagina 2 del Corriere. Il crollo del rifugio sotto la sinagoga, dubbi e polemiche sulla sicurezza. Qui siamo nell'area di Gerusalemme. Il paese investe molto nella protezione dei suoi civili in caso di attacco. Una cupola di difesa a 4 strati, ripari obbligatori. Ieri però a Beit Shemesh qualcosa è andato storto e ci cominciano a essere perdite anche a Gerusalemme. Intanto nel Golfo, missili iraniani sui paesi arabi, le mosse di Bin Salman non escludo l'uso della forza. Gli ayatollah vogliono destabilizzare le monarchie sunnite vicine agli Stati Uniti. Ma soprattutto, l'avrete notata sicuramente questa notizia, il caos nei cieli. 5.000 voli annullati, per la normalità ci vorranno giorni. Oltre 1 milione di passeggeri a terra, gli Emirati pagano vitto e alloggio. Oh, che gentili, grazie, ma che paura! Avete visto quanti giovani, giovanissimi, erano in vacanza studio, in vacanza normale, per lavoro, per diletto, in questi posti bellissimi, da ricconi neanche poi tanto, da ricconi se volete, ma i prezzi alla fine non sono così pazzeschi, dove mai più si pensava andassero a bombardare. Hanno bombardato Dubai, come hanno osato? E molti che non sanno come tornare, Crosetto compreso. E qui naturalmente all'inizio qualcuno si è fatto una risata, è il nostro ministro della difesa, cioè se non si difende lui, hanno bloccato gli aerei e quindi è rimasto bloccato con la sua famiglia, era andato a riprenderla e non ha potuto tornare immediatamente. Poi certamente è arrivato il volo di Stato e lui l'ha pagato il triplo, tanto per, cioè non il doppio, il triplo, e stava anche per dire 4 volte no, ha detto va bene 3, e per sopire le polemiche dell'opposizione che già cominciava a prendere per il culo dicendo ecco, hanno fatto una guerra contro l'Iran e non hanno neanche avvisato Crosetto. Non hanno avvisato nessuno. Quando li hanno avvisati era già cominciata e poi hanno bloccato tutti i voli, ma si sa, quelli dell'opposizione qualcosa devono pur dire in questo momento, e ammazzare gli ayatollah in Iran era una cosa giusta. Ma che fai? La pensi come il governo? È impossibile questa cosa. Durerà 4 settimane o meno, arrendetevi o sarà morte certa. Trump parla di successo e chiama patrioti i soldati USA uccisi, purtroppo ce ne saranno altri. 4 settimane, quindi già cancellata l'idea della guerra lampo, 4 settimane, il mesetto e poi finisce tutto. Noi naturalmente speriamo che questa cosa finisca immediatamente, come era accaduta l'ultima volta che insomma si era bombardato l'Iran. Sarebbe bello che la si finisse subito, perché poi ci sono queste schegge impazzite che vanno avanti a fare casino per anni, se non per decenni. A proposito, non c'entra niente, ma vi è arrivata la notizia che c'è stato un allarme bomba venerdì scorso qui in via Bellerio, A proposito, Simone, mi hanno detto anche di fare attenzione a chi citofona. Sai com'è? Se ti citofona uno con un turbante, come nella canzone La Padania di Sammy Varin Sammy, c'è un tizio col turbante in testa che chiede di te, e se citofonano chiedendo di me, vai pure tu ad aprire. Sto scherzando, però
insomma, venerdì scorso nel pomeriggio c'è stato questo allarme bomba in via Bellerio e abbiamo dovuto evacuare tutto quanto, sospendere le trasmissioni, perché comunque un po' di paura ti viene. Da una parte la Lega, dall'altra parte c'è una radio che non è la radio della Lega, ma una radio molto vicina naturalmente alla Lega, al centrodestra, al governo italiano. Un po' di paura ti viene. Chiaro che qui fuori ci sono militari che controllano giorno e notte, come in ogni sede di partito, eccetera. Però è stato un segnale particolare, pensando che poi dopo poche ore sarebbe scoppiata una nuova guerra. Sono sul Corriere, signori, sto girando le pagine insieme a voi per darvi il mood della giornata. Dritta della CIA, colpo israeliano, così hanno trovato Khamenei. Hanno fatto un bel duetto. Almeno 30 ordigni sganciati sul compound a Teheran, dove era in corso una riunione dei vertici del regime. La rete di sicurezza bucata di nuovo dopo gli attacchi dello scorso giugno. Insomma, è stato fatto fuori Khamenei. E ha fatto senso, anche un po' ridere, l'annuncio in diretta con le lacrime del giornalista. Certamente, noi non capiamo certamente una roba del genere. Alcuni nostri giornalisti, se succedesse una roba del genere qua in Italia, che fanno fuori qualche big della politica, probabilmente applaudirebbero. Sto scherzando, assolutamente. A proposito di morti, ci si parla naturalmente del futuro della Repubblica Islamica, cosa succederà adesso, chi potrebbe arrivare dopo Khamenei, ma è giallo anche sulla morte di un altro pezzo grosso, l'ex presidente Ahmadinejad, un altro stinco di santo che non si sa bene dove è finito. Se ne parla su tutti i giornali, in particolare paginoni e paginoni anche sul quotidiano Il Corriere, che sto sfogliando insieme a voi. Dentro l'Iran, in piazza i sostenitori del regime, ecco i due volti di un paese diviso. Abbiamo visto qua in Italia in quanti sono scesi in piazza a cantare e ballare per festeggiare la morte di questo dittatore. Sabato i video con la gioia proibita degli oppositori, ieri i pianti pubblici dei fedelissimi, siamo qui in Iran, la propaganda è al lavoro anche con comparse ingaggiate, ma la frattura è reale. Chiaramente noi che facciamo il tifo per le donne iraniane, abbiamo trasmesso anche una canzone indipendente nelle scorse settimane, bellissima, e la pensiamo in questo caso come Trump, cioè in questo momento dovrebbe essere proprio il popolo iraniano che alza la testa e ne approfitta. Bisogna capire se c'è pronta davvero una transizione, se c'è qualcuno che abbia la forza di imporsi. Sempre sul Corriere si parla chi sono i guardiani della rivoluzione: fede, disciplina, spie. Chi sono i pasdaran, contropotere militare e anche economico. E poi a Teheran l'allarme a Evin, che è il carcere simbolo della repressione, detenuti isolati. I familiari e gli attivisti per i diritti umani lanciano l'allarme, i carcerati hanno scarso accesso a cibo e beni essenziali, le voci sui paramilitari che prelevano i prigionieri politici. Anche questo aspetto, e ben sappiamo che se dovesse peggiorare la situazione, i primi che se ne vanno sono proprio quelli condannati nelle carceri. Le reazioni del mondo, ancora dal Corriere, siamo intorno a pagina 12-13, l'asse tra Parigi, Berlino, Londra, noi pronti ad azioni difensive. E poi tantissimi italiani bloccati nel Golfo, missili sulle nostre teste, e c'è chi tenta la fuga in auto. Centinaia di chiamate alla Farnesina, che ha attivato una task force. Tra i 23.000 connazionali che si trovano negli Emirati ci sono anche Mancini, Big Mama, il questore di Roma. Tutti lì, chissà che facevano. Ferma in porto una crociera MSC, l'ex azzurro di volley Zaitsev, aria pesante. E si racconta della notte in garage dei ristoratori VIP, ci tremavano i denti per la paura. Alfonso e Livia Iaccarino, patron del Don Alfonso,
un famoso ristorante a Sant'Agata sui Due Golfi, Napoli, le esplosioni, uno shock, ma poi Meriem, 19enne bocconiana, ho visto sfrecciare 3 razzi dalla finestra, insomma tutto si pensava tranne che si bombardasse un paradiso costoso come Dubai. Il governo e le scelte, i contatti della Premier con i leader del Golfo, nessun paese UE è stato avvisato, solo il gruppo dei Five Eyes con Canada e Regno Unito era informato, perché i PD e 5 Stelle hanno appunto accusato: ma come? Siete così amici di Trump e non sapevate niente che attaccava l'Iran? Schiacciata su Trump, ma non sapeva i colloqui di Meloni con von der Leyen e la relazione al Quirinale. Il ministro degli esteri partecipa al vertice con i colleghi UE. Altro paginone sul Corriere. Noi con il popolo iraniano in festa. La priorità è tutelare gli italiani. Ciriani, Tajani e Crosetto saranno in Parlamento per un'informativa nelle prossime ore. E Crosetto rientra quindi da Dubai, ma è polemica. Utile che fossi lì, il volo lo pago. Il ministro dichiara: per l'aereo di Stato che è andato a pigliarlo, e ha pigliato solo lui, attenzione, non la sua famiglia, ho versato 3 volte di più. E l'opposizione che continua a chiedere le sue dimissioni. La famiglia è rimasta negli Emirati, lui è andato in auto in Oman, dove ad aspettarlo c'era un jet dell'aeronautica militare. La stessa Premier sarebbe rimasta sorpresa del viaggio privato, così almeno la racconta il quotidiano Il Corriere. In taglio basso, da Albanese a Ilaria Salis, quella sinistra che accusa l'Occidente. L'inviata ONU, l'albanese, dice: Iran come Gaza, USA e Israele annientano chi si oppone. L'eurodeputata Ilaria Salis, asse fascio genocidario. Non riesco neanche a ripetere. Fascio genocidario. Mi mancava questo termine, imparatelo anche voi, è importante. Se per caso dovete frequentare qualche centro sociale nei prossimi giorni. Ancora sul Corriere, lo sto girando tutto per darvi un'idea della situazione, poi promesso pensiamo ad altro. A proposito del futuro, il modello Venezuela e i rischi che il regime sopravvive. C'è Bibiana Mazza che così commenta a pagina 17 del quotidiano Il Corriere, e naturalmente la paura certamente che dopo tutta questa fatica possa proseguire lo stesso regime di prima. Cambiamo argomento. Il quotidiano Il Corriere parla con la Schlein quest'oggi, che dice una cosa bellina a proposito del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. A proposito, oggi alle 9.35 vi trasmetteremo uno speciale referendum con l'appuntamento che si è svolto venerdì scorso a Parma proprio per parlare del referendum, una bella iniziativa della deputata Laura Cavandoli per ragioni intelligenti. Dice: vogliamo spiegarvi perché votare sì. Oggi alle 9.35 modifichiamo la nostra programmazione per oggi e vi trasmettiamo questo convegno sulle ragioni del sì al referendum sulla giustizia. La Schlein, dicevo, dice: se sarà no, quindi se dovesse vincere il no al referendum, cosa non impossibile, perché qualunque cosa accada, loro dicono: bene, se vince il sì sarà anche peggio, e noi naturalmente diciamo la stessa cosa, diciamo se vince il no, ragazzi, crollerà il mondo. Schlein: se sarà no, non chiedo il voto. E questa è una notizia. Di Matteo come Gratteri e polemica. La leader e il referendum li batteremo alle politiche. Il PM grandi criminali per il sì. Fatto sta, non male questa cosettina. Niente male. Vuol dire insomma che non chiederanno le dimissioni del governo nel caso vinca il no. È un passo avanti rispetto a prima.
Dal ghiaccio allo shock in sala, tutti gli errori da Napoli a Bolzano, gli 8 punti critici del trapianto, avete capito di cosa stiamo parlando? Dell'inchiesta sulla morte di quel bimbo piccolo Domenico, le testimonianze contrastanti dei medici sul Corriere a pagina 31, mentre in taglio basso si ricorda che stanno per partire le para Olimpiadi, che sembrano Olimpiadi, ma in realtà sono Olimpiadi. Domani in edicola con il quotidiano Il Corriere, ritratti, discipline e appuntamenti, venerdì l'inaugurazione con Mattarella, Paraolimpiadi al via con 655 atleti, lo speciale del Corriere e naturalmente non vediamo l'ora che comincino, anche perché una volta tanto ci sono i disabili sul palco, e speriamo stracarichi di medaglie quelli italiani. Il Corriere oggi a pagina 33 intervista la famiglia del Bosco, perché questi hanno deciso giustamente di mollare, di andarsene. Il nostro futuro non è in Italia, la scelta della famiglia nel Bosco. L'annuncio alla TV australiana, accettati già troppi compromessi, l'attacco ai giudici. La delusione, non ci restituiscono i nostri figli. Purtroppo il governo australiano ci ha abbandonato. I genitori si battono per il ricongiungimento familiare e annunciano alla TV australiana di voler andare via dall'Italia. Dopo mesi di tensione e valutazioni, lo scorso novembre, ricordiamolo, il Tribunale per i minori dell'Aquila ha disposto l'inserimento dei 3 bambini in una casa famiglia e la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale. Li stanno analizzando e le cose peggiorano di giorno in giorno. Di spalla sul Corriere, a pagina 33, una notizia che compare anche su altri quotidiani e non va per niente bene. Si è fatto anche un appello in questi giorni nel Sermone nazionale, non serve a niente. A Genova, coltellate sull'autobus. 3 ragazzini fermano quindicenne, coltellate sull'autobus 3 ragazzini, fermato quindicenni, gli sguardi che si incrociano sull'autobus, una parola di troppo, la tensione che monta, poi l'esplosione di violenza, 2 coltellate davanti agli altri passeggeri, fendenti secchi, uno squarcio profondo all'addome, ancora un accoltellamento tra giovanissimi in Liguria. È successo sabato sera a Genova, nel quartiere Rivarolo, un quindicenne tunisino ha coltellato un 14enne di famiglia albanese che stava tornando a casa con il fratellino. Tu dici, ma sì, finché si accoltellano tra loro. Sì, ma anche i nostri adesso sono obbligati ad andare in giro con i coltelli, cavolo, perché hanno paura. Vi sembra una roba normale? Alla base screzi e litigi dei giorni precedenti, insulti, minacce, tensioni adolescenziali sfociate nell'aggressione. Cioè, ai miei tempi, ti dico, lo sapete che non ho segreti per voi. Ai miei tempi, quando avevamo 10-12 anni, facevamo le capanne, la capanna con il legno, eccetera, gli alberi, e facevamo la capannina sull'alberello. Arrivavano i terroni e ce la distruggevano. Sì, ti giuro, facevano quelli delle case popolari, e non li chiamavamo così, chiaramente ignoranti, ancora non sapevamo quello che ci sarebbe accaduto più avanti. Loro facevano così, per rabbia, per vendetta, perché noi costruivamo una capanna sull'albero, arrivavano e ce la distruggevano. Questo era il massimo che accadeva quando si aveva 10, 12, 13 anni. Poi, per fortuna, sono maturati anche loro e voi meridionali avete capito che forse è meglio che facciamo squadra tutti insieme, è meglio che ci integriamo al nuovo tessuto sociale che vi sta dando da lavorare. E sono felice di quello, di avervi al nostro fianco e di avere persone che lavorano anche meglio di noi. Adesso dobbiamo fare lo stesso lavoro con gli immigrati, con i figli del barcone, con chi è arrivato qua e ha una famiglia lontanissima dai nostri standard dal punto di vista culturale, religioso, politico, perché la loro religione è anche politica. E non è così semplice, perché loro vivono davvero nella giungla, a volte in tutti i sensi. E quindi si gira col coltello, con il macetino, e questa cosa la stanno insegnando anche ai nostri figli, perché sennò nelle grandi città non vivi più, e anche nelle piccole.
Cosa ne pensate voi? Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Buongiorno a voi che mi avete appena acceso, mi ascoltate in tutta Italia se girate con l'auto nella banda DAB della vostra autoradio, ma ci ascoltate anche su Facebook e su YouTube, in particolar modo tutti gli amici della Lega Salvini Premier, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, questa rassegna stampa in diretta audio e video. Chiaramente ogni mezz'ora la pausa musicale con un artista indipendente sconosciuto, e questo è il nostro quotidiano Festival di Sanremo, mandare in onda chi non ce l'ha fatta ad arrivare a Sanremo, chi non ha i soldi per arrivare a Sanremo, chi non gliene fotte proprio nulla, niente, zero di Sanremo perché canta, perché suona per un bisogno naturale di trasmettere emozioni, non per il portafoglio ma per il cuore. E allora la parola, anzi i tasti, a il pianista Massimo Magni. Dall'album Sinfonia del Mattino 2, eccolo qui, il pianista Massimo Magni con il pezzo intitolato La Vittoria. E questo fa parte di un progetto musicale che dura molto, se lo cercate su YouTube sono tantissime le meditazioni che esplorano tempi diversi, introspettivi, simbolici, e raccontano il viaggio di maturazione di un cavaliere, che poi magari è anche
anche il nostro quotidiano viaggio di maturazione tra tutte queste notizie. Cerchiamo di districarci e di capire qualcosa anche attraverso questa, tra virgolette, rassegna stampa, che in realtà non è così meticolosa, ma cerca di mettervi sul tavolo gli argomenti della giornata. Grazie naturalmente a tutti coloro che mi scrivono al 340 6709 659 e anche agli artisti che mi fanno avere le loro composizioni, solo artisti sconosciuti. Se siete famosi non c'è bisogno di Radio Libertà, ma se non lo siete e meritate, io ogni mezz'ora vi trasmetto. Così come trasmetto i vostri messaggi WhatsApp. Hamas ha dichiarato di essere in Italia, difatti quelli pro-Pal sono scesi nelle piazze non con le bandiere italiane ma con le bandiere islamiche. È il terrorista di Hamas. Noi italiani stiamo rischiando grosso con degli oppositori al governo Meloni che stanno con gli islamici più pericolosi. Questo è un WhatsApp arrivato questa notte, ma è vero, adesso vedremo sui giornali come ci sono state manifestazioni anche pro-Iran nel nostro paese. Gulp. Festival di Sanremo, versione attuale del Festival dell'Unità. Mancano solo le salamelle, scrive Cristiana. Ma senti Cristiana, te l'ho detto, la differenza è questa che ti dico. Meglio Saldavinci o Mahmood? Cioè era meglio un altro figlio del barcone che ci cantava, anche lui con i balletti e non scherzava mica, ci cantava pezzi filo musulmani o comunque che non c'entrano niente con il nostro paese, o meglio Saldavinci che come cultura non è la nostra neanche questa perché è roba napoletana, però almeno si parla di valori, si chiama veramente alla fede, alla responsabilità, al valore, alla fedeltà di un matrimonio. Cose fuori posto, fuori moda, fuori tempo, sono d'accordo con voi, ma forse quelli importanti, palettini su cui dovremmo ispirare la nostra vita quotidiana. Che ne pensate? 340 6709 659. Io ho già detto la mia su Saldavinci, non la ripeto, non fa parte della mia cultura, però lo preferisco a un altro tipo di cultura che stava prendendo un po' troppo moda a Sanremo, che è quella dei rapper che predicano violenza, rubare, picchiare, violentare, spacciare droga. Forse siamo riusciti, nessuno si è anche... Simone, tu che sei stato più attento, qualcuno si è travestito da donna a Sanremo? No. Nessuno che ha messo le calze a rete, uomini con reggiseno. Non se ne è visti manco uno. E questo, signori, è già una cosa che applaudiamo Conti che se ne va, ne arriva un alter che non mi sta simpatico manco quello, è sempre una cultura romanesca che non riesco a sopportare, però che ci vorrei fare? Sammy Varin, tu sei troppo del nord, capito? Il motivo per cui sei ancora qui che parli a Radio Libertà è questo, ma io non me voglio muovere. Sammy, hai dimenticato Geolier, che per fortuna è arrivato secondo a Sanremo, zitto che oggi i giornali parlano anche di lui. Saldavinci ha dedicato questo premio, anzi glielo vuole portare a Geolier, che doveva vincere l'altro anno e invece non ha vinto perché secondo me hanno fatto di tutto pur di non farlo vincere, perché sennò veniva fuori un casino, così come gli applausi scroscianti per Saldavinci li avete sentiti, se per caso non facevano vincere Saldavinci, ragazzi, a parte che al secondo posto Ghera Saif, che però insomma va bene, ma Saif è quello che è arrivato col ciao a Sanremo, mi pare di sì, quindi lo amiamo, anche mio figlio c'ha il ciao, lo amiamo. Vabbè, PS, Mahmood canticchia sui social la canzone di Saldavinci e lo fa anche Del Piero, siamo proprio oltre il ridicolo. Sì, non scherziamo, lo stanno canticchiando tutti, questo Saldavinci, e anche a noi comincia a entrarci in testa ed è una specie di droga strana. Certo che abbiamo lo scudo e lo spadone di Alberto da Giussano. Qualcuno si rifà a qualche frase che ho detto, io parlo, poi mi dimentico, però è chiaro che ce l'abbiamo sempre qui pronto lo spadone, noi di Radio Libertà. Ma che pistolotto sto Crosetto, legga i giornali,
Cosa devo fare? Non ho capito. Io devo leggere o Crosetto deve leggere? Va bene, adesso leggo un attimo. Buongiorno, siamo arrivati a quota 5 nella classifica dei ministri da spedire alle Maldive a prendere il sole. Schillaci, Urso, Lollobrigida, Tajani e ora Crosetto. Comunque forza Donald e sbrighiamoci a fare pace con Putin. Ancora i WhatsApp al 34067090659. Sammy, naturalmente i nostri big si staranno rapportando con l'eminenza grigia di Gigino Di Maio, che sa tutto sui paesi del Golfo e quindi potrà dare un contributo fondamentale in questo momento sicuro. Buona giornata. Luciana, grazie. Luciana da Muggiò mi dà questa dritta. In effetti non c'è quotidiano che non parli di Gigino Di Maio. Zero, non dicono niente, non si sono perse le tracce. Oh, ma sarà mica rimasto sotto un bombardamento? No, dai. Agostino, vorrei sapere quanti giornalisti del Corriere gareggeranno alle Paralimpiadi. Oh, Agostino, era una battuta? No, non l'ho capita. Noi a 11 anni facevamo il fortino, spostando i mattoni dei cantieri e giocavamo alla guerra tirandoci gli elastici sulle gambe, nude, con i bastoni, o gli spilli dalle cerbottane. Bastardi, anche noi. Sì, mio nonno Piero mi tirava con le cerbottane. Non gli spilli, no, fatta con la carta, no? Però comunque faceva male. Silvio, che ricordi assolutamente. E adesso vedi, si tira fuori il coltello. Né Saldavinci né Mahmood, l'arte è un'altra cosa, scrive Marco. Cosa ne penso degli adolescenti che si accoltellano futuri Maranza e le loro famiglie? Remigrazione. Buongiorno, 100.000 volte meglio Saldavinci che Mahmood, oppure il Trecciolino. Da dove è uscito? Maria Teresa, Trecciolino immagino Saif? No, c'è un altro quello brutto con tutti i capelli giù, che sembra uno della famiglia Adams, che parli e non capisci niente. Vabbè, la sta, ragazzi, siamo mica qua a criticare Sanremo, siamo nel bel mezzo di una guerra e quindi ritorniamo sui quotidiani, invitandovi comunque a dire la vostra, perché questo è il momento giusto per parlare, non state zitti. Inviate il messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Il Fatto Quotidiano prosegue l'ironia sul nostro paese. Guerra all'Iran, dopo la scuola USA e Israele colpiscono un ospedale e la TV, e i servizi non il cesso igienici, no, i servizi segreti, che dicono gli amici Trump e Bibi non hanno avvertito Italia e Inghilterra, ok? Non ci hanno avvertito i servizi e quindi accidentaccio. Questa è la prima pagina principale del quotidiano Il Fatto Quotidiano, da che vi porto immediatamente su qualcosa d'altro, tipo ad esempio. Oh, adesso ci vuole un buon motivo per tirarvi dal letto, perché vedo che molti di voi questa mattina sono rimasti un po' indormenti. Sarà la giornata di guerra, sarà che effettivamente sui giornali non c'è molto altro, ma la bravura di un giornalista, di uno che fa radio da quasi 50 anni, è tenervi attaccati ugualmente a questa radio, non farvi girare su Radio Birichina a richiedere la canzone di Saldavinci, per favore, non fregatemi in questo modo, non sputtanatemi così, e che magari mi mandate pure un saluto, non scherziamo, no. Vado sul quotidiano La Verità, eccolo qua. Questo so che vi tiene svegli. Lunedì 2 marzo, ok? 1,50 €, va bene? E si inizia in taglio alto con una buona notizia. No, ma mica ho fatto apposta, però è vero alla fine, a noi non ci bombardano, anche perché non abbiamo nessuno scudo, abbiamo lo scudetto rosso Valle Sputa, nient'altro. Arriva il conto della guerra, scrive in taglio alto il quotidiano La Verità. Israele attacca ancora, Teheran reagisce. Ansia globale per la chiusura dello stretto di Hormuz, dove passa un quarto del petrolio del GNL, il gas liquido liquefatto che poi noi dobbiamo rimettere a posto e usarlo, tutte quelle cose belle che ci costano un fracco di soldi, e sono ferme lì centinaia di petroliere perché gli iraniani lo hanno chiuso.
e cominciano anche a sparacchiargli addosso. I Pasdaran dicono di avere colpito 3 petroliere. Ogni calo dell'offerta fa salire i prezzi del greggio di 4 volte tanto. E poi lo sapete, il vostro benzinaro va avanti per mesi con i prezzi alti e non è colpa del benzinaro, diciamolo subito, ma delle compagnie petrolifere che si arricchiscono, e questo è un mistero che non siamo mai riusciti a sistemare. Che ce l'abbiamo noi ancora, è ancora vivo Mister Prezzi, quello che dovrebbe controllare. Allarme gas per l'Italia. Il Qatar ci dà il 25% del GNL, aumenti in vista. Ale, import sull'export, cosa import? Cosa leggi? Impatto sull'export verso i paesi del Golfo. Insomma, ci vediamo molto molto male solo da questo titolo. Arriva il conto della guerra. Cade in pezzi l'ipocrisia sull'ordine mondiale. Il conflitto, Trump spacca l'Islam ed è giallo sulla morte di Ahmadinejad. I connazionali ai voli, in migliaia bloccati. Crosetto torna da Dubai, pago triplo il volo. Lo pago triplo! In centropagina sulla Verità, il cardinale Müller striglia vescovi e Unione Europea. A Bruxelles tentazioni totalitarie. Oggi intervistato da Francesco Borgonovo sulla Verità. La riforma, si parla della riforma della giustizia, avvicinerà la giustizia all'economia e alle imprese. Oggi si parla con la storica toga di magistratura democratica, Luciano Panzani. Avevano la sanità, Fico ora fa il vago, il caso Monaldi imbarazza i 5 Stelle. Articolo di Fabio Amendolara. Verità per Domenico. La tragedia del piccolo Domenico e lo scandalo dell'ospedale Monaldi riguarda anche il Movimento 5 Stelle, da Fico all'ex ministro Grillo. Lo sapevate? Tan, ta, ta, ta. Tra i segnali in prima pagina, c'è un motivo per cui sono sulla Verità, c'è l'intervista oggi ad Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che dice una bella frase: senza Vannacci è più chiara l'identità leghista. E vedi il buon motivo per alzarsi dal letto questa mattina e uscire e fare quaterpass e andare a acquistare il quotidiano La Verità. Intanto ci arriviamo. Siamo a pagina 2 della Verità. La terra appesa a Hormuz, petrolio e gas determinano il prezzo di questa guerra. Il Brent ricala del 10% negli scambi non regolamentati. Dallo stretto dipende un quarto del GNL verso l'Italia, con possibile impatto sulle bollette. L'incertezza frenerà l'export. Chiaramente siamo tutti qua che guardiamo anche all'apertura delle borse. Trump non sono preoccupato e c'è chi ipotizza un rally dei mercati. A proposito di novità che riguardano anche la nostra radio, da quest'oggi parte il notiziario delle ore 13. Ogni giorno alle 13 una decina di minuti di notizie messe in scena, una dietro l'altra, grazie a un'importante collaborazione, e sono contento di annunciarla, con i colleghi de Il Sussidiario. Ogni giorno alle ore 13 una decina di minuti di notiziario, e ci ricolleghiamo poi con gli amici del Sussidiario per la chiusura delle borse intorno alle 18. Da oggi in poi, te capì? È stato un caso, ma è un momento anche importante, direi. Torniamo sul quotidiano La Verità. La Svizzera col turbante ora trema. Non parliamo della Svizzera, ma parliamo di Dubai. Da cartolina patinata, meta di turismo di lusso e affari miliardari, Dubai si trasforma in teatro di conflitto. I feriti sono pochissimi, ma il vero danno è inferto alla reputazione. Hanno osato bombardare Dubai e anche uno degli alberghi simbolo di questa ricchezza, ragazzi miei. Erano straccioni, pescatori fino a qualche decina d'anni fa, poi hanno scavato un attimo così, petrolio.
E da lì, ragazzi, han deciso di farne la terra dei ricchi. Eravamo abituati a considerarla una sorta di Svizzera con il turbante, scrive oggi Nino Sonseri sulla Verità. Tutto scintilla, nulla trema e soprattutto non succede mai niente. A Dubai la guerra era una parola che apparteneva ai telegiornali degli altri. Poi sono arrivati missili e droni iraniani. Nel mirino l'alfabeto stesso del lusso globale, colpiti simboli che non sono solo edifici, ma marchi planetari. Il Burj Arab, hotel a 7 stelle, 7, che ha trasformato l'ostentazione in architettura, e parte integrante del Burj Khalifa, 828 metri di altezza, il grattacielo più alto del mondo. Doveva sfidare la gravità e si è ritrovato a sfidare la geopolitica. E anche i missili, aggiungo io. Dalla cartolina patinata al bollettino di guerra, droni, detriti, missili, incendi, fumo nero sopra i resort, sirene, scene che fino a ieri sarebbero sembrate fuori luogo, quanto una tempesta di sabbia dentro un centro commerciale climatizzato. E qua mi fermo, ma l'articolo prosegue facendo capire che a Dubai non è il caso di restarci. Il problema è che ci sono centinaia e centinaia di italiani e migliaia di europei lì bloccati perché hanno fermato tutti i voli, e molti semplicemente noleggiano la macchina e se ne vanno in un emirato vicino dove la situazione è invece calmissima. Se avete Instagram troverete sicuramente delle clip che fanno vedere bambini che giocano, gente che fa il bagno a poche centinaia di chilometri da lì. Siamo a pagina 11 del quotidiano La Verità. Motivo per alzarvi dal letto e andare a comprare oggi La Verità? Ce l'ho qui, ce l'ho qui. Intervista con Attilio Fontana, che si innesta sull'addio di Vannacci. L'addio di Vannacci ha reso più chiara l'identità della Lega. Vannacci, di cui devo dire non parla più assolutamente nessuno in questi giorni. Il governatore lombardo, il generale incompatibile con i nostri militanti, per sostituirlo Zaia o Fedriga sarebbero eccellenti. Stiamo parlando naturalmente del vice capo della Lega. Sì, sappiamo che c'è un vice segretario federale che balla in questo momento, non guardate me chiaramente, ma c'è qualcuno sicuramente che merita. Antonio Rossitto. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, nemmeno il tempo di celebrare il successo planetario di Milano Cortina e già si dibatte sulle Olimpiadi estive del 2040. Qualcuno prova a salire sul nostro carro, dice Fontana, visto che sono andate così bene a loro, si chiede perché non cogliamo l'occasione per fare bella figura pure noi? Cioè praticamente noi abbiamo fatto le Olimpiadi del Nord e adesso anche a Roma vorrebbero fare qualcosa, ma saranno capaci, mi chiedo io. Domanda legittima, ma la risposta è perché voi non siete la Lombardia. Roma ci spera, e dice Attilio Fontana, se vogliamo garantire un altro successo dobbiamo farle qui al nord, le Olimpiadi. Naturalmente si sta sullo scherzo, ci mancherebbe altro. Non offendetevi voi romani, vi amiamo tutti quanti. Vi amiamo, non vi odiamo, vi amiamo. Nutre fiducia solo nei suoi corregionali, comincia a domandare stizzita il quotidiano La Verità. Oggettivamente, risponde il governatore della Lombardia, ci sono condizioni di vantaggio. Amministratori che fanno squadra, classi dirigenti e cittadini che sentono le responsabilità in modo un po' più diverso da come accade nel resto del paese. In che senso, scusi? Siamo più determinati, non ci lasciamo spaventare dai problemi, guardiamo sempre al futuro con entusiasmo, è una condizione unica in Italia. Si riparla di Olimpiadi diffuse, però, giustissimo, dice Fontana. Allora perché non prendere in considerazione Milano, Torino e Genova? Vai! Lo storico triangolo industriale, pompa, 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 Olimpiadi, Milano, Torino, Genova. Oh, e più padani di così. L'idea mi è venuta quando qualche giorno fa ho incontrato Cirio e Bucci, governatori di Piemonte e Liguria. L'importante è stare sulla linea del Po, comincia ad andarci giù pesante La Verità.
visto che ci sarebbe pure Genova, stavolta dovremmo spostare il confine lungo l'arco appenninico. Lei scherza, ma l'assessore allo sport capitolino Alessandro Norato non l'ha presa bene. Fontana si avventura in stereotipi che danneggiano la credibilità dell'intero paese per racimolare voti in pianura padana, avrebbe detto. Beh, lasciamoli fare l'offeso, dice Fontana, quando uno si mostra così piccato di fronte a una considerazione tanto ovvia, vuol dire che è anche di poco spirito. Vede, magari le organizzerebbero benissimo. Faccio però un esempio. I mondiali di nuoto a Roma nel 2009, si ricorda come andò a finire? Vagamente. Mi permetta di rinfrescarle la memoria. Ritardi clamorosi, progetti incompiuti, inchieste giudiziarie, impianti sequestrati. Ecco, non vorrei che si finisse per gareggiare all'acquacetosa. Vogliono brillare di luce riflessa? La Lombardia viene mal sopportata, dimostra che in Italia si può essere propositivi e si riescono a fare le cose. Questo dà un po' di fastidio a chi affonda le sue radici nelle gran chiacchiere. All'inizio c'era mezzo governo che tifava contro di noi. Gli ricorda la Verità. Era l'epoca dei gialloverdi con Conte a Palazzo Chigi. I grillini erano contrarissimi, ricorda Fontana. Fu grazie a Giorgetti, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che riuscimmo a ottenere la candidatura. Intanto a Roma avete firmato le prime intese sull'autonomia. Storico vessillo leghista. Risponde il governatore della Lombardia. Quello che è successo con le Olimpiadi potrebbe diventare un messaggio anche per gli amministratori del Sud. Dicendo no al federalismo, stanno perdendo enormi opportunità. Non si fidano dei ricchi settentrionali? E invece vorrei dire loro, avete la capacità per fare grandi cose, dalla brillantezza di spirito alla magia dei luoghi, avete Sal da Vinci, questo lo sto dicendo io ragazzi miei, ma è una potenza, dite niente, e che cavolo, perché cercare sempre la mano protettrice della capitale? Perché genuflettersi a mamma Roma, che cerca di tenere tutti fermi e in silenzio, sperando che nessuno dia fastidio? Ragazzi, avete lo spadone in mano, dite la verità, ce l'avete lì lo spadone? Tenetelo lì. Sono state settimane intense, scrive ancora la Verità, oggi da comprare, chiaramente, volete comprare un altro giornale, ma scusa. Roberto Vannacci, come da lei auspicato, alla fine ha lasciato la Lega. E risponde Attilio Fontana, era inevitabile, anche se forse l'addio poteva essere previsto molto prima. Anzi, probabilmente questo matrimonio non bisognava neppure farlo, perché siamo due mondi troppo diversi, e so che molti di voi, Vannacci, l'hanno votato. Io no, devo dire che io ho votato soltanto i nostri, quelli che li vediamo nel territorio, si battono da sempre nei nostri territori. Però Vannacci, sono stato uno sponsor di Vannacci, nel senso che uno che parla come Vannacci non lo si trova facilmente. Il purtroppo è nel senso che allora è meglio non trovarlo, perché se ci piglia per il culo, se dice cose di cui non c'è da fidarsi, allora è un imbroglione, imbroglione tra virgolette, politicamente parlando, ci mancherebbe. Diciamo che ci ha usato come una liana, come un taxi. Lei non ha mai amato il generale, gli dice ancora il quotidiano La Verità al capo di Regione Lombardia. Non ho assolutamente niente contro Vannacci, le poche volte che gli ho parlato mi è sembrata una persona intelligente, simpatica, brillante, però rappresenta valori con cui non abbiamo nulla che spartire. Sono migliori i suoi o i nostri? Non importa, l'importante è che ognuno adesso prosegua per la sua strada. Quali sono queste incompatibilità? Dal centralismo smaccato al nazionalismo esasperato, tutte cose che non hanno niente a che vedere con il tipo di società che immagino e cerco di contribuire a realizzare. 2 mesi fa, mentre gli altri borbottavano, lei è deflagrato: col cazzo che vannacizziamo la Lega. Vi ricordate? Anche io cominciavo le trasmissioni dicendo: vi siete vannacizzati? Siete a posto? Seguì l'apoteosi. I militanti non si sentivano certo rappresentati dal generale. E qui devo spezzare una lancia per tutti i militanti della Lega. Ce ne sono stati parecchi che se ne sono andati dalla Lega perché era entrato Vannacci.
E mi chiedo adesso, che cazzo fate in questo momento? Cioè, siete rientrati nella Lega? Fatemi sapere qualcosa, perché so che mi state ascoltando. 340-6709-659. È stato il punto di non ritorno, dice ancora il presidente della Lombardia. Per la prima volta si è avuto il coraggio di dire quello che pensavano veramente i nostri. In quanti poi l'hanno chiamata, qualcuno, sia sincero, tanti, comunque è stato lui a lasciare la Lega. Non posso fare valutazioni su quello che pensa, dice ancora il presidente della Lombardia. Se uno però crea all'interno di un partito una struttura parallela, cosa vuol dire? Non bisogna essere degli acuti osservatori, nemmeno dei fini strateghi alla Churchill per capirlo. Chi si dà tanto da fare evidentemente cerca di creare un suo movimento. Aveva assicurato che il Carroccio non sarebbe stato un tram, mi pare evidente che sia accaduto il contrario. Ha chiarito che il suo nuovo partito rimane un naturale interlocutore del centrodestra, nessun leader ha ancora commentato, e vuole che mi esprima proprio io, risponde Fontana. Lei è più libero di farlo, magari, fino a un certo punto, risponde Fontana. A Bruxelles, Futuro Nazionale è entrata nel gruppo più a destra del continente assieme ai tedeschi di AfD. Un problema per l'eventuale appoggio al governo? Veda lei. Pescano tra astensionisti o delusi? Toglie un po' di voti a tutti, un po' alla Meloni, un po' a tutti. Nei sondaggi siete calati al 6%, non mi preoccupa, in giro c'è fame di Lega, e non parlo di militanti, perché con loro dibattere di autonomia è come sfondare una porta aperta. Di chi quindi? Mi riferisco a tante persone che incontro e non c'entrano niente con noi. Professionisti, insegnanti, imprenditori vogliono parlare della possibilità di decidere. Sono convinto che quando la nostra grande forza propulsiva tornerà al centro della comunicazione, quei voti li ritroveremo. Cosa cambia dopo l'uscita del generale? Ci permette di chiarirlo una volta per tutte: non siamo e non saremo mai quello in cui ci voleva trasformare, né un partito di estrema destra né un partito centralista. E adesso resta vacante il posto di vice segretario. Ha qualche suggerimento? Non mi permetto di dare nessun suggerimento a Salvini, anzi è lui che li dà a me, ed è giusto che sia così, però ci sono due persone che interpretano bene il sentimento della Lega, sono apprezzati dalla loro gente, potrebbero essere un valido sostegno al nostro segretario federale. Chi sono? Zaia e Fedriga, sarebbero entrambi una scelta eccellente. E l'intervista da Tilio Fontana, pagina 11 della Verità, prosegue, ma col cavolo che me la leggo tutta, compratevi La Verità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Correnti atlantiche comportano un peggioramento del tempo, con il ritorno delle piogge soprattutto su parti del nord. In mattinata copertura nuvolosa in aumento su tutta l'Italia, possibili prime piogge al nord-ovest, in particolare su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Ovest Emilia. Nuvoloso anche altrove, salvo all'estremo sud. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad estendersi dal nord-ovest alla Toscana, poche variazioni altrove, ma aumento della copertura nuvolosa anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine
imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Franca, candida perla, canticchia cammina e si perde nei viali, è piena di sogni, è giovane e bella, e un giorno Filippo la vede passare. Travolto dall'ossessione, non sente ragione, pretende l'amore. Sai, la parola di alcuni conta più quella di nostro Signore. Sai chi sono io? Sai di chi sono figlio? A me non puoi dire no, che prendo e ti sbatto all'inferno. E Melodia ne sapeva tante, più di quelle che puoi immaginare. E se ha deciso che deve averti, viva o morta vai all'altare. E se ha deciso che deve averti, entra in casa e inizia a sparare. Canta dolce guerriera per la tua libertà. Ha smesso di avere paura e ha cambiato la storia. Franca ride, corre, vola, si consola. Pensa quanto dura una notte, se ti han strappato via il cuore dal petto. Sembravano 1000, in realtà più di 8. Sarai la mia sposa e avrò il tuo rispetto. E finì quell'agonia quando arrivò la polizia. Franca s'alzò e senza timore disse al maresciallo queste parole: io non ho perso l'onore, quello lo perde ma chi abbraccia il male. Io non mi sposo nessuno, figuriamoci un cane che sa torturare. Canta dolce guerriera per la tua libertà. Ha smesso di avere paura e ha cambiato la storia. Franca ride, corre, vola, si consola. La storia di Franca è un filo nel tempo, un coraggio che va ricordato, una rivoluzione, sì, un valido esempio, perché da quel giorno qualcosa è cambiato. Il 544, l'articolo di tanto orrore per cui mi rapivi, sceglievi che farmi e il prete ci dava la benedizione. Una diciottenne degli anni 60, forse una santa, una martire nuova, ci ha insegnato che serve coraggio, ma puoi sempre cambiare la storia. Canta dolce guerriera per la tua libertà. Ha smesso di avere paura e ha cambiato la storia. Franca ride, corre, vola, si consola. Franca viola. Una canzone potente, dovete riascoltarvela dopo aver sentito da me di cosa si tratta, se non l'avete capito, dedicata a Franca Viola. Siamo nella settimana che ci porta all'8 marzo, festa della donna, e vogliamo ricordare quella donna che per prima, nel 1965, rifiutò il cosiddetto matrimonio riparatore, a proposito di una certa cultura non soltanto meridionale, e a
aprendo la strada al cambiamento di mentalità e alla legge abolita solo nel 1981, insieme a quella del delitto d'onore. Ok? Ve l'ho detto all'inizio trasmissione. Siamo maturati da un certo punto di vista, ma siamo invasi ora da un'altra cultura che è ben peggio di quella che ci porta la bella canzone di Sal Da Vinci, che comunque dobbiamo assolutamente imparare il suo balletto e non pensate di sfuggire. Ognuno di noi deve imparare. È meglio il balletto di Sal Da Vinci o quello di Mahmood? 340-6709-659, mentre... Oh cavolo... inquadrami un attimo il computer perché hanno appena battuto una notizia, c'è striscia rossa su tutti i siti. Sal Da Vinci ha accettato di diventare guida suprema dell'Iran. Non ho parole. Questa veramente non ce l'aspettavamo. A proposito di portatori di una certa cultura, Sal Da Vinci ha accettato di diventare la guida suprema dell'Iran. Avremo sicuramente degli aggiornamenti. Ma dai, ma mi credete? Credete a tutto quello che vi dico? No, c'è qualcosa gli dovete pur credere. Sono qui a fare la rassegna stampa. Dai, un po' di WhatsApp, vediamo dove mi portate. 340-6709-659, commentate le notizie del giorno. Attenzione, Gigino ha appena comunicato una notizia da vero esperto di geopolitica strategica. Mi sembra Tajani in questo senso, anche se lo amiamo Tajani. Sono battute, Tajani, stiamo a scherzare in un momento così drammatico, scherziamo. In caso di conflitto, dice Gigino, tachipirina e vigile attesa. Saluti bellici da Gianluca. Non scherzare, Gianluca. E poi c'è Marco, sempre incacchiatissimo. Sarà perché tutta l'informazione, a parte 1 o 2 giornalisti, fa cagare? PS, esiste uno stato nostro del popolo, intendo, amico, che ci dava gas e petrolio praticamente gratis. Indovina come si chiama? Lo so. Olimpiadi con buco da 1 miliardo sono andate bene? Come mai Fontana non ha ricevuto l'unica domanda seria? Non si sente responsabile delle morti dovute alla sua furia vaccinista? Vedi anche l'incidente tram di Milano, buffone. E non l'avevo capita questa. Quindi l'incidente del tram è perché l'autista si era vaccinato. Azzolina, sai che ci ho messo veramente giorni a capirlo. Meno male che vengo qui a Radio Libertà e che siete voi che mi schiarite le idee. Il prezzo della benzina sale? Che si taglino quelle cazzo di accise di uno Stato ladro e spogliatore. Buona Padania, Luca. Lo so, il problema è che te l'ho detto, se tagliamo i prezzi delle accise, lo Stato domani fallisce. Se ce l'avessero detto, Israele non sarebbe riuscito a ciccare l'Ayatollah, avremmo fatto la spia. Nel senso, se avessimo saputo prima che c'era l'attacco, dai, povero Crosetto, che figura che ha fatto, e non è mica colpa sua, lui è andato a riprendersi la sua famiglia ed è rimasto bloccato lì, però si è pagato 3 volte tanto, com'è il cono gelato che ti piglia 3 volte tanto, qual era? 3 volte tanto si è pagato il viaggio, quindi l'opposizione non può dire abbiamo speso soldi per lui. Non capisco come fa il Mossad a far fuori i nemici senza sbagliare un colpo, e la Russia è ancora lì che ci sta pensando a togliersi dai piedi quel pagliaccio che si intrufola in tutti gli affari internazionali come fosse l'uomo più importante del mondo. Chissà chi sarà. Boh. Speriamo che Putin prenda esempio da Israele, così arriveremo alla pace. Io prendo le distanze. Non vogliamo augurare la morte a nessuno, ma ci mancherebbe. La Callas vuole mettere le sanzioni. Oh mamma mia, ma se stesse zitta non sarebbe meglio? E ancora, Zaev e Driga, se li tenga lui. Se Fontana dice sciocchezze non è colpa sua, ma del vaccino. Oh, ma che cosa siete? Sono sintonizzati tutti qua i gomblottisti? Pronto? Siamo diventati tutti coglioni, non l'ho cantata io. Scusate, ma il popolo iraniano era incazzato con i loro governanti per la vita non molto rosea, ma la colpa è dell'Occidente con le sanzioni del cazzo, quindi il problema è sempre di USA e Bruxelles. Poi, chi decide chi deve avere testate nucleari? Coloro che ne hanno migliaia?
Tan, ta, da, da. E ancora, ma guarda che bella la fotografia, guarda, faccela vedere la foto, Asimo, presa nel 96 sul Po. Le nostre idee di allora non erano lontane da quelle di Vannacci, invece di Zaia o Fedriga lo vedrei bene Toccalini, largo ai giovani. Caro Pietro, è vero, Toccalini è un altro in gamba, ma ce ne sono moltissimi in gamba per la Lega, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Chiaro che se uno viene messo a fare vice segretario federale, a me viene da dire siderale, che è ancora più potente, no? E poi deve agire tanto, non deve star lì a cincischiare. Torniamo sul quotidiano La Verità, signori. Vi dicevo oggi da acquistare solo perché c'è l'intervista ad Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ok? Ma c'è un altro argomento molto importante, sono sicuro che vi interessa, quello delle padelle antiaderenti. Ragazzi, questo è un problema, Dite la verità che siete un po' preoccupati quando mettete la carne sulla padella antiaderente. Voi vi chiedete, ma perché non si appiccica? Che è una cosa bellissima, ragazzi, perché io ho distrutto bistecche svizzere, quelle cose di pesce, eccetera, buonissime. Ne ho fatto poltiglia perché si attaccavano alla pentola. Padelle antiaderenti sì o no? Ne parla a pagina 18 il quotidiano La Verità. Ecco quello che c'è da sapere. È stato scoperto per caso in laboratorio il politetrafluoroetilene. È inodore, resiste alle altre temperature, sostituisce perfettamente l'olio e il burro, permettendo di rispettare più facilmente un regime dietetico ipocalorico, non reagisce a contatto con altre sostanze chimiche, ma rimane pur sempre un materiale plastico. Il marketing ha esasperato il bisogno di mangiare senza grassi, senza contare che ci sono altri modi per ridurli. Fatto sta che c'è un dubbiettino, sì, e adesso questo signore qua che si chiama, abbiamo detto, politetrafluoroetilene, è sotto l'occhio degli esperti perché a rischio tumori. Alcune sostanze usate per produrle. Il rivestimento non è ritenuto cancerogeno, ma alcuni composti impiegati nella sua realizzazione sono oggetto di restrizione. E lo so, ce l'avete lì davanti. La pentola antiaderente. Che facciamo? Che ne facciamo della pentola? Io non posso farne a meno. Come faccio se mi sfascio tutto quanto quando devo girare la bistecca? Attenzione, regole di prudenza. Meglio non scaldare il tegame vuoto e buttarlo quando è rovinato. Ecco, questo sì, effettivamente è un qualcosa che dobbiamo farci attenzione. Il problema è che se ne rovinate uno alla settimana siete degli imbecilli. Usate almeno il cucchiaio di legno. Tu, Simone, usi il cucchiaio di legno? No? Bravo, complimenti. Insomma, oggi il quotidiano La Verità è fonte di salvezza per tutti noi che non siamo così bravi a far da mangiare, che combiniamo un casino in cucina e però le pentole antiaderenti sono qualche cosa che insomma se ce le togliete io non mangio più, basta, mi lascio morire. 8:46, sì, corriamo, molliamo il quotidiano La Verità, facciamo un giro veloce anche sul quotidiano Il Giornale, che mette in centro pagina un mese per battere il terrore, la guerra in Iran, Trump tra minacce e aperture, l'operazione durerà al massimo 4 settimane, pronto a parlare con i nuovi leader. E in taglio alto c'è la Schlein, con una delle sue facce migliori, dalla parte sbagliata, Schlein vedova degli ayatollah. Chiaramente si scherza. Iraniani in piazza per ringraziare chi li ha liberati da Khamenei, italiani minacciati dai missili dei Pasdaran nel Golfo, ma la segretaria Dem attacca Trump e il governo. Così si scrive oggi sul quotidiano Il Giornale. Uccisi 48 ufficiali, anche Ahmadinejad, qualcuno dice. Reazione dei Pasdaran, primi morti, altri raid a Teheran. Si muove l'Unione Europea. Naturalmente di spalla le prove di piazza. Attenzione, Giulia Sorrentino già ci racconta di questo asse pro-PAL dei centri sociali che diventa pro-Iran.
E questa è una roba che uno rimane a bocca aperta. Il volo militare da Dubai non era mica andato nel... Crosetto rientra e chiude il caso, pago il triplo. E poi cortocircuito rosso, gli antifascisti che fanno il tifo per le dittature. In taglio basso, una terribile notizia: Modena come Milano, un'auto pirata uccide un'anziana, a bordo 4 nomadi senza patente. Vediamo un po' qual è la selezione preparata per voi da Sammy Varin del quotidiano Il Giornale. La notizia che ci riguarda tutti, perché se c'è la guerra contro l'Iran siamo in guerra tutti noi. Teheran blocca Hormuz per strangolare le borse. Fermate 150 navi. Stop al traffico aereo sull'Iran. L'OPEC aumenta la produzione di petrolio da aprile, e questa è una buona notizia, ma nel frattempo sappiamo bene che se aumenta il prezzo del petrolio, aumenta la benzina e poi a scendere ci mette anni. Italiani da salvare, titola il doppio paginone 10 e 11 del quotidiano Il Giornale. Piano Tajani per l'evacuazione, migliaia i connazionali bloccati. E poi il retroscena scritto da Fausto Biloslavo sul Giornale. Dal Kurdistan al Mar Rosso, 2500 nostri militari al fronte in stato di massima allerta. A Erbil neutralizzati missili e droni nemici. Le presenze più a rischio in Iraq e Kuwait, rafforzate tutte le difese in guardia alle 2 navi Rizzo e Bianchi. Così il taglio basso sul quotidiano Il Giornale. E naturalmente si torna a parlare anche qui di Dubai. Lusso e bombe. La città di plastica si risveglia in guerra. I giorni surreali della metropoli emiratina, da meta glamour a bersaglio dei terroristi. E ditemi un po' in quanti di voi ci volevano andare magari a Dubai, una vacanzina anche soltanto di pochi giorni, e anche perché lì fa caldino, e forse ancora meglio dell'Egitto, molto più lussuoso, ma chi mai avrebbe pensato? Mentre in Egitto magari qualche dubbietto veniva, a Dubai era l'ultima cosa al mondo che poteva venire bombardata. Chiaro che se si sapeva che si partiva con la guerra all'Iran, uno ci faceva un pensierino. L'allerta del Viminale, vertice sulla sicurezza, Meloni chiama il Colle, la Premier sente i leader dell'Unione Europea e del Golfo, oggi l'informativa del governo in Parlamento. E tra 10 minuti avremo anche il capogruppo della Lega, onorevole Riccardo Molinari. La terribile notizia di pagina 18, la folle corsa, la fuga, l'anziana morta, 4 nomadi sull'auto pirata. Uno dei balordi è sparito nel nulla. I ragazzi vivono tutti nel campo abusivo che sorge sotto il viadotto della TAV. Siamo nel Modenese. L'omicidio stradale di sabato pomeriggio a Modena ha costato la vita all'89enne Antoniella Berselli mentre viaggiava con la figlia a riaccende riflettori sul campo nomadi illegali sotto il viadotto TAV a pochi metri dal centro della città emiliana. È lì che vivono i 4 ragazzi dell'auto pirata che è piombata a folle velocità sulla vettura dell'anziana. A testimoniare il clima di tensione dopo la tragedia è lo stesso sindaco di Modena, Mezzetti, che nell'esprimere cordoglio alla famiglia di Antonietta parla di criminali che con il loro comportamento hanno causato la sua morte, determinato paura e apprensione nella zona, e poi aggiunge: tutti omettono di scrivere la nazionalità di chi guidava l'auto in fuga e degli altri, poi mi chiedo perché i minorenni sono subito stati affidati ai genitori, roba da matti. E naturalmente potete scoprire tutto nell'articolo che trovate a pagina 18 del quotidiano Il Giornale, che in taglio basso si occupa anche della terribile scia di sangue di questo weekend tra i giovani. 5 accoltellati in 5 città diverse. A Genova l'aggressione su un bus davanti ai passeggeri. A Milano, violenta rapina di una baby gang. Francesca Galici, l'arma bianca come strumento di potere e di rivendicazione di status. Mai in Italia si era registrato questo tipo di allarmi legato al mondo giovanile, dove ormai possedere e usare un coltello
è diventata la normalità. Nelle ultime ore sono stati 5 gli accoltellamenti in 5 diverse città: Genova, Napoli, Milano, Lecco e Ravenna. Non sto a raccontarvi le origini dei ragazzi che hanno portato avanti queste cose pazzesche. Non lo voglio sapere, lo potrei indovinare, ma naturalmente io vi metto sul tavolo le notizie, poi dovete voi cercarle acquistando in questo caso il quotidiano Il Giornale o trovando facilmente anche la notizia su internet. Guerra senza confini è il titolo principale del quotidiano Repubblica, che mette anche di spalla l'intervista a Crosetto. Io a Dubai non era prevista questa accelerazione. Andiamo dentro. Pagina 9. Gli aerei, 5.000 voli cancellati. Il caos dei cieli paralizza il mondo. E in taglio basso, Bruxelles, allarme petrolio e gas, i rincari peseranno sulla crescita. L'aumento di produzione annunciato dall'OPEC non rassicura. Il picco dei prezzi arriva mentre l'Europa ricostituisce le scorte. L'intervista a Crosetto. Ero lì senza scorta, un'accelerazione in attesa, ora l'Unione Europea deve proteggersi. A Dubai con i miei, per un impegno istituzionale, ho fatto spostare il volo e siamo rimasti bloccati. Lasciare? Non vedo perché. Forte instabilità regionale dagli attacchi segni profondi. Evacuare i nostri militari? Per ora no, solo se serve. E ancora, se USA o Israele chiedono supporto, valuteremo caso per caso, coinvolgendo le Camere. Così l'intervista su Repubblica oggi a Guido Crosetto, ministro della Difesa. Altra intervista che vi segnalo, quella con Franceschini. L'ex ministro PD denuncia gli effetti della riforma della destra. Si parla di riforma della giustizia. Cambiano le regole per eleggere da soli il presidente. Oh, qui si parla anche di legge elettorale. Come on! Vogliono comandare con pieni poteri e un Colle non più garante, sì, garante della sinistra. Il Quirinale tenta Meloni, ma mai ci è andato un capopartito. Se facesse premier un fedelissimo, sarebbe presidenzialismo senza contrappesi. E ancora, useremo ogni strumento parlamentare per correggere la legge, ma anche la vittoria del no al referendum può cambiare il clima. Sulle primarie da Schlein gesto di sensibilità, dopo le urne si vedano i leader per fissare un percorso e se sceglieranno di farle meglio prima di Natale. A proposito di referendum, vi ricordo questa mattinata speciale con il referendum. Alle 9.35 vi trasmetteremo l'incontro pubblico organizzato dalla deputata della Lega Laura Cavandoli a Parma venerdì scorso per spiegare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, sempre più vicino. Moliamo il big Franceschini, oggi intervistato a pagina 17 di Repubblica. Si ritorna sulla vicenda del tram deragliato giorni fa a Milano. Nella scatola nera, nei tabulati, la verità sul tram deragliato. Milano, la procura indaga sul blackout del conducente. Mezz'ora prima dello schianto ho sentito male a un piede. E poi la questione Domenico, certamente questo ragazzino, bambino, che non ce l'ha fatta a diventare ragazzino, quella riunione urgente dei medici di Domenico dopo il trapianto sbagliato, la madre del piccolo, ora voglio chiarezza, il mistero dei contenitori digitali per il trasporto di organi rimasti nell'armadio. Sono sicuro che qualche idea ve la siete fatta e se volete me la potete comunicare al 340 67 09 659. Altra brutta notizia di cronaca, anzi doppia, pagina 21 del quotidiano Repubblica. Auto fugge dalla polizia e provoca un incidente, 3 morti a Roma. I 3 uomini a bordo arrestati per omicidio stradale. Nello scontro perdono la vita padre, madre e figlio. Sì, sto leggendo velocissimamente per capire. Chi c'è in ballo e non si capisce proprio
chi abbia provocato questo accidente di accidente. È un problema, non si sa. Autofugge contro la polizia, 3 incidente, 3 morti a Roma, non si sa nient'altro. In taglio basso, dicevo anche qua, coltellate sull'autobus, grave 14enne, arrestato un coetaneo. L'assalto a Genova davanti ai passeggeri, l'autista ho sentito le urla e ho chiamato l'ambulanza. Qui si specifica un 14enne di origine tunisina dopo un intervento d'urgenza è ricoverato nel reparto rianimazione, ma non in pericolo di vita, mentre chi ha rischiato di ucciderlo, che di anni ne ha 15, italiano di origini albanesi, è stato arrestato per tentato omicidio e si trova in un centro di accoglienza. Ne parla oggi Repubblica, pagina 21, con un piccolo trafiletto sulla famiglia Del Bosco. Kate e Nathan Del Bosco, ce ne andiamo dall'Italia. Ultima segnalazione da Repubblica: senza nuoto ero perduto, salvare un bimbo dal fiume è stata la mia rinascita. Vi ricordate di Federico Vanelli, ex campione, aveva smesso per una cardiopatia, poi il ritorno alla vita e la medaglia di Mattarella perché ha salvato quel ragazzino nel fiume. Fuori dall'acqua non ero più niente, sono crollato. Un giorno in moto ho spinto al massimo, volevo schiantarmi, mi ha salvato il pensiero del mio cane. E poi quell'estate del 2024 che decide di andare al fiume con un amico per trascorrere un pomeriggio al sole. C'era una corrente fortissima, appena arrivati vediamo una folla disperata che indicava un ragazzino di 12 anni in difficoltà al largo. Non ci penso un istante, mi tuffo, nuoto come quando gareggiavo alle Olimpiadi. Sento il cuore scoppiare, ma lo raggiungo, me lo carico sulle spalle e lo riporto a riva. È salvo, in quel momento però capisco che quello che si è davvero salvato sono io. L'acqua che mi aveva cacciato mi ha riaccolto tra le sue braccia. È lei, il mio filo rosso. Ripensando a quel qu'oggi il cielo onora, soave sguardo al chinar laurea testa, al volto a quell'angelica modesta, voce che m'addolciva e m'accora. Gran meraviglia, occo mio, viva ancora. Ne vivrei già se chi tra bella e onesta, qual fu più lascio in dubbio non si presta, fosse al mio scampo là verso l'aurora. Oh, che dolci accoglienze et caste et pie, et come intentamente ascolta et nota la lunga storia delle pene mie, poiché il dichiaro par che la percota tornasi al ciel che sa tutte le vie, umida gli occhi et l'una et l'altra gota. Ci voleva un poeta a mettere un po' di calma in questa giornata frastornata. Si chiama Icaro Ravasi, brianzolissimo, anche se adesso vive un po' in giro per l'Italia. Ha fatto un album che si chiama Nuovo Canzoniere. Questo è il sonetto 343 dal canzoniere di Petrarca, quando Laura ormai è beata. Lui davvero è un poeta cantautore, nato a Milano, trasferitosi poi in Brianza e poi ancora in Maremma. Gli facciamo i complimenti perché ci regala una serenità incredibile in questo album fatto di poesie, ma abbiamo un minuto del suo saluto, sentiamolo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà
e saluto Sammy che mi tratta sempre coi guanti di velluto quando escono gli album. Comunque, questo nuovo canzoniere è una raccolta di 11-12 brani, perché c'è una coda finale musicale, e sono brani a tutti gli effetti canzoni, che però hanno un testo di una poesia di un autore italiano noto e famoso. Posso citare A Silvia di Leopardi, piuttosto che Sui campi di Marengo di Carducci, ma anche Pastori di D'Annunzio. E quindi segue la prima raccolta che si chiamava Il canzoniere, dove vi erano altre, io le chiamo rime in canto, cioè rime cantate. E quindi ringrazio la vostra radio perché mi permette di far conoscere la mia produzione musicale. E trovate tutte le mie cose sulle piattaforme YouTube, Spotify, eccetera. Grazie, ciao a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Ed è tempo di collegarci con il Parlamento e ringrazio per essere con noi anche quest'oggi il capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. E allora, pensavamo oggi di sollazzarci con la canzoncina di Sal da Vinci e invece siamo già impegnati di nuovo in una guerra in più. C'era da aspettarsela questa guerra e prima di tutto un pensiero, chiaramente un pensiero di morte, perché ci sono persone che stanno morendo in questo momento ed è sempre una cosa terribile pensarlo. Un pensiero agli italiani e in generale a persone che erano lì in vacanza o per lavoro a Dubai. E non si pensava mai che potesse accadere una roba del genere a Dubai. Noi spesso e volentieri parliamo dell'Egitto, Marsalam, tutti quei posti belli belli, ma Dubai è 1000 volte più una sciccheria che tu ti immagini intoccabile. Si poteva mai presagire, perché e questa poi è la polemica dell'opposizione, chiaramente siamo di nuovo qua a litigare su queste cose, non ce l'hanno detto. E Crosetto, che è il presidente della difesa, che è rimasto indifeso, nel senso che era lì e adesso però per tornare, non scherziamo, ha pagato il triplo per placare tutte le polemiche. È il caso di polemizzare anche su questa cosa così grave, Molinari. Allora, sul fatto che ci fosse da aspettarselo, era nell'aria, adesso sapevamo che Trump da tempo continuava a dire che i colloqui con l'Iran non stavano andando bene sulla questione nucleare. Ricordiamo che già qualche mese fa c'era stato un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran proprio perché stanno portando avanti delle tecnologie nucleari legate alla difesa, quindi stanno preparando dei missili. A detta dell'intelligence americana, l'Iran già era arrivata al punto da avere delle testate che potevano colpire l'Europa, e quindi chiaramente non sapevamo quando, non sapevamo come, non si era mai parlato esplicitamente di attacco militare, anche se non l'avevano mai escluso, però insomma Trump aveva fatto capire che qualcosa sarebbe successo, ci sarebbe stata un'evoluzione. E chiaramente nessuno si aspettava al momento, nessuno si aspettava un attacco così massiccio. Per quanto riguarda Dubai, dall'altra parte nessuno si aspettava che nella cosiddetta rappresaglia del regime iraniano si cercasse di colpire anche gli altri paesi del Golfo, i paesi diciamo moderati del Golfo, i paesi arabi moderati che hanno la presenza sul loro territorio di basi americane. E quindi la situazione che abbiamo adesso è che l'Iran non sta colpendo soltanto Israele e cercare di colpire ovviamente le basi americane, sta colpendo anche quei paesi, più che altro li sta colpendo di striscio, nel senso che le notizie che abbiamo sono che la contraerea di Dubai, la contraerea del Qatar, insomma sono riusciti
a fermare e intercettare praticamente il 100% dei missili. Le scene che abbiamo visto sono date da frammenti, insomma, di missili che cadono poi sulla città o da alcuni attacchi con i droni, ad esempio all'aeroporto di Dubai, che sono riusciti a passare. Comunque oggi alle 3 ci sarà un'informativa del ministro Tajani, che sarà resa alle commissioni esteri congiunte di Camera e Senato, dove speriamo di avere qualche notizia in più, soprattutto per quanto riguarda il possibile rientro dei tanti italiani che sono bloccati là. Insomma, anch'io ieri ho ricevuto tante chiamate, tante richieste, ci sono molte persone che sono là per vari motivi, insomma, chi per vacanza, chi per lavoro, chi per motivi di studio. E è ovvio che chi perché aveva un volo magari di transito, no? Perché Dubai è un aeroporto dove ci si ferma quando si vola dall'Oriente per fare scalo, quindi ci sono tante situazioni, ci sono tanti italiani che in questo momento si sono trovati bloccati lì. E in questo momento l'autorità, insomma, anche il ministro Crosetto ha detto che c'è una situazione di sicurezza per i cittadini italiani. È chiaro che non si sa ancora quando potranno tornare, perché in questo momento lo spazio aereo del Golfo è ovviamente bloccato, essendoci una guerra in corso. Chiaro. Quindi vedremo se oggi il ministro Tajani saprà darci qualche elemento in più. Chiaro. Poi naturalmente c'è il problema stretto di Hormuz e quindi possibili rincari per petrolio, gas, e hai nominato le basi americane e anche lì diciamo che un po' di apprensione c'è, perché in Italia ci sono basi americane e immagino si sia innalzato il livello di controllo, è vero? Beh, sicuramente sì, certo che in questo momento l'Iran sta cercando di colpire quelle da cui partono gli attacchi, quindi sta colpendo le basi americane appunto del Golfo, perché è da lì che sono partiti gli aerei, sta cercando di colpire le portaerei, le navi americane che sono posizionate nel Golfo, insomma, certamente, però è chiaro che l'allerta, immagino l'attenzione deve esserci su tutti i siti americani, anche perché pare che ci sia stato il tentativo, poi questo non è stato ancora del tutto confermato, ma che pare che addirittura abbiano provato a lanciare dei missili su Cipro per colpire una base del Regno Unito. Poi su questo, ripeto, non è ancora chiaro se è davvero, se c'è la notizia che è stata detta, contraddetta, riconfermata, quindi attendiamo di capire. Però se così fosse vorrebbe dire che appunto gli iraniani hanno una tecnologia per colpire anche distante dal loro territorio, e quindi ogni possibile base americana potrebbe essere all'interno di un certo raggio, potrebbe essere un obiettivo. Chiaro. Torniamo a casa nostra e tra poco ci dici che cosa succede questa settimana in Parlamento, ma anche una postilla su quello che è avvenuto venerdì pomeriggio. C'è stato un allarme bomba qua in via Bellerio, nella storica sede della Lega e anche la sede da cui trasmette Radio Libertà. Che segnale potrebbe essere questo? Beh, insomma, c'è il problema è che c'è una grande tensione, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, come alcune parti politiche stanno soffiando sul fuoco in maniera pericolosa. L'abbiamo visto con le manifestazioni pro-PAL quest'autunno, dove abbiamo visto devastazioni, violenze, scioperi che sono tramutati in manifestazioni per distruggere le città. Lo abbiamo visto recentemente a Torino con la manifestazione a favore di Askatasuna, che poi era una manifestazione a difesa dell'illegalità, perché stava protestando contro lo Stato che ha sgomberato un immobile occupato. L'abbiamo visto con le Olimpiadi a Milano, quindi c'è purtroppo un clima pesante alimentato da centrosinistra contro il governo, e c'è una narrazione distorta dei fatti. Pensiamo sulla questione appunto della guerra israelo-palestinese, la retorica della sinistra che accusa il governo di centrodestra di essere un governo genocida, un governo assassino. Sono tutti termini che magari su qualche mente debole possono far presa, e magari facendo presa si va oltre l'andare alla manifestazione a spaccare tutto, e magari qualcuno pensa di prendere il telefono e dare un allarme bomba, fortunatamente fasullo, o magari peggio ancora c'è qualcuno che può pensare davvero di mettercela. Quindi insomma questo credo che sia il sintomo, il segnale della situazione, perché comunque l'odio nei confronti della Lega, basta aprire un social, basta sentire le interviste di questi gruppi radicali contro di noi, sono prese di posizione che non sentireste mai da un leghista nei confronti di un partito dell'opposizione. Questo voglio dire, non troverete mai una manifestazione della Lega dove intervistando qualcuno
faccia trasparire un odio di questo tipo verso la sinistra o verso un partito che non piace. Invece dall'altra parte a volte purtroppo si fomenta davvero l'odio, e questo è sempre pericoloso. È vero, mi sono riascoltato tutta la trasmissione di venerdì scorso e devo testimoniare che sono stato bravissimo, non ho detto nessuna battuta, ma neanche scherzando sulla sinistra o sugli immigrati, eccetera. Quindi io non c'entro, sto scherzando. Molinari, questa settimana in Parlamento? Questa settimana è abbastanza leggera, nel senso che avremo alla Camera un provvedimento voluto da Giulia Bongiorno, una legge che è già stata approvata al Senato e che cambia le regole, molto tecnico, è un po', insomma, può sembrare un po' cupo come tema, però cambia le regole per di fatto la tumulazione dei cadaveri delle persone vittime di reati, ed è una legge studiata in modo da evitare che alcuni familiari che possono essere accusati di un reato attraverso la tumulazione possono far sparire delle prove o comunque possono evitare determinati accertamenti sui corpi. Quindi è una molto tecnica come materia, ma approvata già dal Senato, arriva alla Camera, e poi abbiamo una serie di mozioni da parte della sinistra, come la mozione sugli Stati Uniti d'Europa, piuttosto che qualcosa sull'orario del lavoro. Diciamo che non ci sono provvedimenti del governo questa settimana. Ecco, quindi credo che la cosa principale sarà, come ho già detto, l'informativa di Tajani domani alle commissioni esteri. E noi naturalmente ci collegheremo per sentirla in diretta. Grazie al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buon lavoro. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Col buongiorno rinnovato a chi ci ha appena acceso. Qui Parlamento. La voce di Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà. Tra poco sentiamo anche un po' dei vostri messaggi, ne sono arrivati tantissimi per commentare le notizie al 340 6709 659. Avremo modo di sentire anche qualche telefonata in diretta. La Stampa titola quest'oggi, un titolo pauroso, La vendetta degli Ayatollah. Paura per gli italiani, giallo sulla morte di Ahmadinejad, uccisi 3 soldati USA, Parigi, Londra e Berlino pronti ad agire. Strage in un palazzo di Gerusalemme, 9 vittime, Trump, guerra di 4 settimane. Parlerò con Teheran. La vendetta degli Ayatollah, te l'ho detto, fa paura, soprattutto perché anche nel nostro paese di estremisti ne siamo pieni. Intervista a Pier Ferdinando Casini, a pagina 13 del quotidiano La Stampa. Dagli Stati Uniti una logica imperiale, per l'Europa ci sono soltanto rischi. Uella, Legher. L'ex presidente della Camera Casini dice: se la guerra va per le lunghe, conseguenze per la sicurezza. Trump potrebbe essere il presidente della tragedia assoluta o colui che taglia le unghie al regime iraniano dopo 47 anni. Il regime change è pieno di incognite, l'apparato iraniano è strutturato e senza opposizione, difficile una rivolta popolare. E ancora, la vicenda Crosetto non è un problema di biglietti aerei, grave invece che il governo non sapesse nulla. Intervista a Casini, pagina 13 del quotidiano La Stampa. Aggredita con insulti e sputi perché sono transgender. Vittoria è la legge che non c'è. Torino, la denuncia di una 28enne. Neanche in ospedale sapevano che fare. Immagino che non sapevano dove ricoverarla. Aggressioni a coltellate tra ragazzi a Ravenna. La lite sul bus degli studenti. Altri 2 episodi a Genova e a Lecco. 2 aggressioni con il coltello, entrambe a bordo di un autobus con ragazzi come protagonisti. È successo a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, a Genova. In Lombardia, nella stessa giornata, un terzo caso di accoltellamento. Resta alto in Italia l'allarme per i giovani e giovanissimi che non esitano a confrontarsi con una lama al culmine di liti spesso generate da futili motivi. E prosegue l'articolo. E vi assicuro, c'è veramente da cominciare ad avere paura. Il codice Da Vinci, ragazzi, scusa. Abbiamo fatto finta di niente, che continuiamo a far finta di niente? L'avete imparato il balletto? Il trionfatore del festival non è solo una vittoria personale, ma di tutto un popolo napoletano. La mia storia dimostra che i sogni
si possono realizzare, e scherzi a parte gli facciamo i complimenti perché è l'unica canzone che ci è entrata subito in testa, addirittura stiamo imparando il balletto e si ricorda il Sal da Vinci che oggi ha 56 anni, ricordiamolo, non sembra ma sono 56, lo ricordiamo anche nel film Troppo Forte con Carlo Verdone che ieri lo ha elogiato, oggi troppo forte sei tu. La mia canzone è una dichiarazione d'amore limpida, l'Eurovision vivo di musica, andarci è un orgoglio, almeno uno che amerà andare all'Eurovision e questo rischia pure di vincerlo. Oh, io continuo con la domanda, siate felici, meglio Sal da Vinci o Mahmood? 340 6709 659. Tu dici siamo a questo? Non c'era niente di meglio, di più sofisticato a Sanremo? A quanto pare no. Chiaro che c'è un motivo per cui Sammy Varin ogni mezz'ora trasmette solo artisti indipendenti, sconosciuti, che non hanno i soldi, le conoscenze, forse neppure ci vogliono andare in quel di Sanremo. Conti e la Rai non hanno capito la lezione di Giulio Cecchettin. Eccola lì sul palco, la battuta sessista del conduttore prima del discorso contro la violenza di genere. Qual è stata la battuta? Sentitela qua. Mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare. Ecco, va bene? Grazie. È pura gelosia. Così ha detto questa battuta Carlo Conti. E viene bacchettato da Giulio Cecchettin. Giro di nuovo la pagina, signori, ma faccio in tempo anche ad aprire le linee. Chi vuole entrare in onda può cominciare ad affollarle. Chiamate 0292947222 per entrare in diretta con Sammy Varin. Le vedove di Khamenei, il titolo di Libero, il grido di dolore del campo largo. Ed ecco le quali vedove, potete immaginare la faccia che hanno. Proteste 5 Stelle e PD contro il governo, accusato di non avere fermato l'attacco degli USA all'Iran. Londra, Parigi e Berlino si preparano a entrare in guerra, giallo sulla morte di Ahmadinejad. E poi i servizi, le analisi, i commenti. Donald ha trovato la forza mancata ai predecessori, ma eliminare i Pasdaran non sarà facile. Persia impoverita, così la teocrazia ha rovinato tutto. E Orsini diceva Khamenei è in vantaggio, parla Bismuth, Europa ipocrita in guerra per voi, e ancora vi racconto la mia Dubai sotto le bombe. Questi ed altri gli articoli all'interno del quotidiano Libero, che però io vado a leggere a pagina 2. Da Milano a Roma si brinda alla morte dell'Ayatollah. Canti, balli e vino nelle città di mezza Italia per la caduta di Khamenei. Gli iraniani da Trump un aiuto umanitario e spunta anche Libero. Paginone sul quotidiano Libero che però in taglio basso mettono i Propal. Propal e comunisti italiani in piazza. Giù le mani dall'Iran, Meloni complice, i presidi della vergogna. Oggi nella capitale raduno sotto l'ambasciata americana contro l'imperialismo. Domani tocca a potere al popolo. USA criminali. Decorato stanno con i terroristi. Ne parla approfonditamente oggi il quotidiano Libero. A proposito di referendum, e vi ricordo che ne parliamo tra poco alle 9.35, 9.40, partiremo con un convegno che si è tenuto venerdì scorso a Parma proprio per spiegare le motivazioni del sì al referendum sulla giustizia. E voterà sì anche Zuncheddu, quello che ha scontato 33 anni in carcere da innocente. Zuncheddu sta con il sì, ne parla oggi il quotidiano Libero, mi hanno rubato la vita. Il pastore sardo è stato condannato all'ergastolo nel 91 ed è stato assolto nel 2024 per non aver commesso il fatto. Nessun risarcimento dallo Stato. 02 9294 7222, a voi la parola. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, riguardo l'imperialismo americano, non c'è da stupirsi di certe posizioni. Io ricordo che alle medie avevo un libro di geografia che parlava espressamente dell'imperialismo americano.
Seconda cosa, la reazione dell'Iran. L'Iran da sempre, da quando è arrivato al potere Khomeini, favorito dall'Inghilterra nel 1979, punta al rovesciamento dei governi arabi sunniti, in quanto più vicini all'Occidente rispetto allo stesso Iran, che punta a diventare il paese guida di tutto il Medio Oriente. Adesso ha trovato la scusa buona per farlo, cercando di dimostrare che gli Stati Uniti sono contro l'Islam, quindi non c'è da stupirsi. Ultima cosa, Gigino Di Maio è informatissimo sul Golfo? Sicuramente, su quello di Napoli di certo. Ciao Sammy, grazie. Grazie, chiamate 0292947222 di Maio, giuro, non ci sono tracce oggi sui quotidiani. Ma che lavoro fa? Pronto? Buongiorno signor Sammy di Setta. Buongiorno. Altro argomento, io dico di abolire il gruppo misto, signor Sammy. Allora, mi piacerebbe sapere perché e che senso abbia il cosiddetto gruppo misto che c'è in Parlamento. Questi politici, signor Sammy, del minestrone, stanno prendendo in giro da troppi anni chi li vota. Quando decidono di lasciare la lista devono andare a casa, punto. E ci metto un bel punto di esclamativo davvero. Oppure è stato creato per proseguire a prendere l'indennità fino alla pensione. Vergogna, dico io, anche per tutte le persone, signor Sammy, cittadini, contribuenti che faticano ad arrivare a fine mese. Tutto aumenta di prezzo, ma stipendi e pensioni restano invariati. Tutto qua, io la saluto e una buona giornata. Brava, applauso. Chiaramente sarebbe da cambiare quell'articolo della Costituzione, ma mi chiedo chi fosse mai contrario a cambiare quell'articolo che permette di andare avanti tranquillamente in Parlamento anche se cambi partito rispetto a quello per il quale sei stato votato. Intanto siamo riusciti a cambiare il regolamento della Camera, per cui perdi parecchi soldini se fai il famoso salto della quaglia. 0292947222, questo è il momento giusto per entrare in diretta senza filtri né censura e dire quello che volete. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Ciao. chiamo da Trieste. Io ho cambiato un po' idea sul gruppo misto perché se per esempio la Lega ha cambiato il suo obiettivo, è diventata una lecchina dei sionisti, io mi stacco dalla Lega e vado da un'altra parte, non è che devo per forza abbandonare, ma volevo dire una cosa, lì ci stanno portando alla terza guerra mondiale, perché l'obiettivo è logicamente impossessarsi del petrolio dell'Iran, ma circondare nello stesso tempo la Russia. Quindi non so come andrà a finire veramente. Io spero che l'Iran affondi qualche portaerea. Ciao! Grazie, chiamate al volo, in questo momento le linee mi dicono sono libere, io non mi fido perché quando sono libere vuol dire che si sono ingroppate, no? 0292 947222 è il numero per chiamare in diretta e dire la vostra su qualunque argomento senza filtri né censura, oltre naturalmente al numero per i WhatsApp 340 67 09 659, naturalmente siamo pieni zeppi e vi ringrazio perché i WhatsApp non mancano mai. Gomblottista Padano mi scrive: sul tram di Milano avevo capito che c'entrava il bacino al malore del conducente, vedi il pullman caduto a Venezia. Eccolo lì, lo sapevo io. Io che non ci ho pensato. A proposito, c'è una striscia rossa, e sono serio questa volta, sul sito di Repubblica: deragliamento tram, autista indagato per disastro ferroviario, sequestrati audio e documenti in ATM. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, guarda, sono Albino, ciao. Stamattina, ovviamente come tutte le mattine che ci ascolto, avevo il telefono già col numero pronto, come hai detto, le linee sono libere, pam, col ditino l'ho beccato. Vai. A parte questo discorso che non c'è poi un beato tubo di niente. Allora, Crosetto se n'è andato a farsi un giro. Ma chi glielo proibisce? Perché il ministro può andare da nessuna parte, no? E adesso quei 4 cretini e deficienti che cominciano a criticarlo perché si sono forse dimenticati che un governo al completo
andò ad accogliere una di quelle povere disgraziate deficienti che si facevano rapire e non mi vengono a dire che 4 soldi in tasca avesse messi, quella che è arrivata tutta vestita di verde e c'erano tutti appecorati i rappresentanti del governo, quella è rientrata con un volo di Stato, ma si vergognino, buffoni al 100,100%. Già mi sono incazzato, scusatemi, adesso vi saluto, ciao. Bene, ma la nostra radio serve anche a questo, a tirare un po' sull'adrenalina. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Uè, Scusa, Walter. mi sta passando il treno. Volevo dire questo su quello che ha detto Lisetta del gruppo misto. Io più che del gruppo misto vorrei che ci fossero le elezioni scrivendo il nome del candidato sulla scheda, perché a quel punto il candidato ha un legame col partito e con chi lo ha eletto, e a quel punto eliminare il gruppo misto. Ma se il candidato viene scelto dal segretario o dalla direzione del partito, che legame ha con il popolo, a parte della Lega, virgola. La seconda cosa è questa, mi ha fatto ridere stamattina. Noi abbiamo i militari in zone del pianeta, però quando la zona calda diventa troppo calda i nostri militari se ne vanno. Cazzo, è come, l'ho detto nel messaggio, è come avere un idraulico lì pronto perché sai che arriverà una perdita, come arriva la perdita scappa via. Ma che cazzo li vogliamo fare? Sammy, spiegamelo tu perché io faccio fatica. Ciao, Grazie, Sammy. ma noi ci teniamo tanto ai nostri militari e quindi li facciamo entrare nel bunker, li facciamo nascondere nel bunker, sono nascosti nel bunker. 0292947222, scherziamo un pochettino. Pronto? Ciao Sammy, Aldo da Bergamo. Quella. Volevo fare 2 riflessioni veloci. L'ascoltatore di prima ha detto speriamo che affondino qualche nave americana. Mi dice ma lui sa cos'è l'Islam che c'è in Iran? 30.000 che hanno ammazzato, le donne che non hanno libertà. Io non sento mai parlare alla sinistra di tutti quei morti che sono stati, parlano solo di Israele. Va bene, staranno sbagliando, però dico è meglio uno Stato libero che può decidere come vivere o uno Stato islamico tipo vedi la Turchia che in 100 anni da cattolica è diventata musulmana, l'Egitto pure, che loro colonizzano, loro non vogliono convivere, loro colonizzano, punto e basta. E poi un'altra cosa, ho sentito delle canzoni a Sanremo, che adesso non mi ricordo chi era, per quanto riguarda i bambini palestinesi morti. Benissimo, mi dispiace moltissimo perché bambini ho più bambini nipotini piccoli, ma i bambini israeliani, i 1500 che hanno ammazzato, quelli non sono bambini, non hanno gli stessi diritti, solo quelli palestinesi? Grazie caro, è quella versione di Su di noi di Pupo molto particolare e mi aspettavo una polemica incredibile, ma ci deve essere stata forse nel weekend, io non ero in onda e quindi non l'ho seguita, però sparito tutto quanto, però il pezzo era bello, era sentito, anche se forse la sensazione è che qualcuno abbia voluto parlare solo di certe guerre. L'ultima chiamata al volo, pronto? Pronto! Ci mancavi. Ci vuole ogni tanto, no? Io non capisco, tanta gente telefona, va bene, io non critico nessuno. Io solo per dire in alti tori ci vuole sempre più Lega. E questo è il punto fondamentale. Non riuscite a capire che ci vuole Lega, è inutile stare lì a protestare. Stiamo con la Lega, votiamo la Lega, perché la Lega è essenziale, perché ci serve. È utile, guardate il programma della Lega, ci vuole coraggio per portare a cambiare le cose, sempre in democrazia, nella libertà, è l'unico partito che cambia, che si impegna per cambiare la realtà. Grazie caro, solo la Lega, come diceva Umberto Bossi, e noi proseguiamo su questa falsariga. Alle 9.31 sono pronto ad andarmene, ricordandovi però che oggi programmazione speciale pro referendum, l'editoriale del nostro direttore Sallusti e poi le ragioni del sì al referendum sulla giustizia, un bel incontro pubblico organizzato dalla deputata della Lega Laura Cavandoli l'altro giorno per spiegare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia. Alle 11 ritorna Sammy Varin con i vostri messaggi e gli ospiti del lunedì. Attenzione perché da oggi novità, ogni giorno alle 13
parte il radiogiornale. Avremo un notiziario, una decina di minuti per fare il punto della situazione del giorno in collaborazione con i colleghi de Il Sussidiario, e avremo anche un aggiornamento con la chiusura delle borse intorno alle 18. Contenti? Sono sicuro di sì. A più tardi.